Electrolux, il governatore del Veneto Luca Zaia bacchetta il governo che ancora non ha convocato un tavolo sulla vertenza malgrado l'impegno preso pubblicamente dal ministro veneto per lo sviluppo economico Flavio Zanonato. In ballo oltre 600 posti di lavoro solo a Susegana, ma evidentemente attacca Zaia. Ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. È assolutamente imbarazzante, è passato un mese, ci aspettavamo convocazioni a Palazzo Chigi, ci aspettavamo grandi prese di posizioni e abbiamo capito che ci sono i disoccupati di serie A e i disoccupati di serie B. Basta prenderne atto, abbiamo capito che Electrolux, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia è una partita di serie B. Prima viene all'Italia, Fiat e quelle cose lì che vivono sicuramente di altri finanziamenti e di altre modalità. Zaia al fianco dei lavoratori dell'Electrolux di Susegana, così come degli agricoltori che hanno manifestato al Brennero. C'era lui stesso al confine 4 anni fa da ministro dell'agricoltura, sua la battaglia per la tracciabilità dei prodotti. In vista delle feste, ecco l'appello ai consumatori veneti. Rifiutarsi di comprare prodotti che inquinano per i tanti chilometri che fanno nei trasporti, migliaia di chilometri per arrivare sulle nostre tavole e soprattutto prodotti che non aiutano la nostra agricoltura. Fare lo sciopero dell'ANAS vuol dire preferire i prodotti del territorio, i prodotti della stagionalità. L'agricoltura ha le sue stagionalità e quindi anche in questo periodo si possono trovare prodotti di frutta, di verdura e produzioni che sono tipiche, quindi scioperate, non comprate prodotti stranieri.